Dopo 4 ore di discussione a tratti anche accesa, la Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale del Veneto ha approvato a larga maggioranza sia il progetto di legge sul Veneto Repubblica Indipendente e Sovrana, promosso da Stefano Valdegamberi di Futuro Popolare, che quello di Carlo Alberto Tesserin e Costantino Toniolo dell'NCD su autonomia fiscale e statuto speciale per il Veneto. Entrambe le proposte da sottoporre a referendum popolare. Tutte e due sono state votate da Lega, Forza Italia, NCD, Futuro Popolare e Unione Nord-Est. Unica differenza, l'astensione di Leonardo Padrin, capogruppo di Forza Italia, alla proposta Tesserin-Toniolo. È un evento importantissimo. Un anno fa, quando ho depositato questa legge, francamente non mi aspettavo di arrivare a un obiettivo così importante. È stato un anno di grande dibattito, di grande partecipazione. Diciamo che oggi c'è stato un numero molto elevato di consiglieri che hanno capito l'importanza di questo referendum. Soddisfatto della discussione in commissione Carlo Alberto Tesserin, deluso invece di come la politica nazionale stia sottovalutando la serietà della proposta veneta, frutto di malesseri non compresi a Roma. Non vengono avvertiti né delle autorità di governo in maniera seria, secondo me, né da quelle che sono le forze politiche a Roma. Quando sono a Roma dimenticano, per stare volentieri dentro l'Italia bisogna che ci sia il rispetto della reciprocità, che i doveri e i diritti siano bilanciati per tutti. Se noi siamo attorniati da 4 regioni che hanno dei privilegi incredibili nei confronti del Veneto, questo non va bene. Al voto non hanno partecipato i consiglieri di PD, Italia dei Valori e Sinistra Veneta, usciti per protesta per i sospetti di incostituzionalità della proposta di legge Valdegamberi. Ancora non si sa quando ci sarà il dibattito in Consiglio, al quale dipenderà indire il referendum. Io spero che si arrivi velocemente all'approvazione della legge per l'indizione del referendum e dopodiché ovviamente inizieremo il nostro confronto giuridico a livello nazionale. Il protrarlo nel tempo non sarebbe capito dalla gente. Prima delle elezioni? Ci proveremo.